Seconda corsa all'Arcoveggio, premio Panjoy, stavolta un miglio riservato a femmine di 4 anni, vincitrici da 1.000 a 6.000 euro in carriera. Leggiamo il campo dei partenti, sono 8, quindi una prima fila da 6 e 2 cavalli con 7 colotti in seconda. Good Save the Queen con il numero 1 e con un cambio di guida. Gem Sky con il numero 2, Gioiello DSA con il numero 3, Grace Time Q con il numero 4, Ginger Spritz con il numero 5, Gascon fa chiudere la prima linea. In seconda Grace Kelly Matri e Ginger Bar con il numero 8. La macchina si sta avviando, sta perdendo velocità, ne rimangono 3 a lottare per il via, quelli che tutti ci aspettavano. Il più veloce è Gioiello DSA con Manuel Pistone, che prova a prendere la testa rispetto a Gem Sky. Gem Sky che prova a tenere la corda e quindi Manuel Pistone prova a questo punto a prendere un attimo in mano per appoggiarsi, per parcheggiare dietro quello che è l'attuale leader, Gem Sky. I primi 200 metri sono passati in 14,6, abbastanza svelti, niente di particolarmente eclatante però. Quindi conduce Gem Sky, al secondo posto abbiamo Gioiello DSE e poi abbiamo in terza posizione il terzo cavallo atteso, Ginger Spritz, che però segue a un paio di lunghezze rispetto alla coppia che conduce. 33 ai primi 400 metri e siamo nella seconda curva di questo miglio che vede saldamente al comando l'allievo di Lorenzo Baldi che compie la curva in parziale di 15,8, quindi in completa decelerazione per fare respirare il suo allievo. Quindi davanti Lorenzo Baldi, segue Manuel Pistone, poi abbiamo con il numero 5 Ginger Spritz Andrea Farolfi, poi prova a Ginger Bar a creare una prima colonna esterna e si mette al fianco di Grace Time 2. È finito gli 800 metri e ci avviamo al chilometro, l'ultimo parziale in 15, quindi leggera accelerazione di Lorenzo Baldi che ovviamente cercherà di rendere difficile la risalita. Si chiude il primo chilometro in 1,16,8. Le posizioni non cambiano, però si accelera, cambia il volume, si alza e Lorenzo Baldi è sempre seguito, tallonato da Manuel Pistone con Gioiello DSE e le cose fanno pensare che salvo l'inserimento del numero 5 in retta d'arrivo avremo un match. Sulla curva allunga ancora Gem Sky con Lorenzo Baldi, 14,6 nella retta delle scuderie, quindi si è fatta selezione, non sembra in questo momento ancora in grado di infierire con i primi due Ginger Spritz, ma anche Gioiello DSE non sembra avere il tono per poter aggredire. Invece il cavallo di Lorenzo Baldi in qualche modo allunga ancora e quindi facile vittoria per Gem Sky, segue Gioiello DSE. Al terzo posto abbiamo Ginger Spritz, 1,15,1 per quello che è il ragguaglio chilometrico, il rotolo in 2,4,6. Bellissima affermazione di Gem Sky, Lorenzo Baldi, questa femmina da Pascial Est e Inwe Rob, allenato ovviamente dalla società allevamento e allenatore Lorenzo Baldi per la scuderia Soleil, che si afferma in questa seconda corsa il premio Panjoy.